Si apre l'ipotesi di un approdo in rada per le crociere che giungono a Chioggia in modo da poter accogliere altre compagnie di navigazione oltre a quelle che già vengono ospitate. In questo periodo sulla stampa appaiono notizie sempre più allarmistiche per quanto riguarda la crocieristica a Venezia, che vedono molte compagnie di navigazione preferire altri scali a quello veneziano. Senza voler entrare nel merito della questione, il sindaco di Chioggia rende nota la disponibilità ad ospitare altre compagnie al porto dei Saloni, ospitalità che sarà concessa alle navi di misure compatibili con i nostri fondali. Il sindaco si rivolge in particolar modo alle compagnie che si sono dirottate verso altre mete, quali la MSC, la Norwegian Cruise e la Royal Caribbean, fermo restando il ringraziamento che va rivolto alle compagnie che ci hanno già scelto, che hanno creduto nel porto di Chioggia, Viking in primis, Azamara e Ritz-Carlton Yacht Collection, ospitati con soddisfazione reciproca. Nei prossimi giorni il sindaco incontrerà la Capitaneria di Porto Guardia Costiera per proseguire il lavoro già iniziato sullo studio della fattibilità di un ormeggio in rada in sicurezza, con imbarco e sbarco dei passeggeri grazie ai lancioni. Potrebbe essere una soluzione da mettere in campo con le navi di misure maggiori rispetto a quelle accolte attualmente e che non potrebbero attraccare sulla banchina. Una questione ancora aperta, ricorda il sindaco, la possibilità di potenziare il personale dell'ufficio di polizia di frontiera, ora composto da sole 2 unità. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.